Il Friuli nella primavera del 76. Paesi e cittadine serenamente allineati lungo quella vivace strada di traffico e viaggiatori che unisce la pianura alle montagne. Paesaggi agricoli dolcemente distribuiti su una terra non facile. Campanili come bandiere a segnalare la presenza di tante comunità. Piazze, stradine e portici ombrosi segnavano un itinerario di scoperte e sorprese in un piccolo mondo estremamente vario e suggestivo. Case, portali e balconi fioriti davano il segno di una realtà particolare, cresciuta in un prezioso amalgama di vita e lavoro. Le immagini, tratte da un film finito di girare proprio nei mesi di marzo e aprile del 1976, si chiamava Dietro le spiagge, sopra le colline, ci riportano in quei luoghi, in quelle cittadine, a ritrovare qualcosa che non c'è più o che è molto mutato nel suo profilo esteriore. Un Friuli sereno, ordinato e composto, animato e operoso, ma soprattutto un Friuli ignaro di quanto, poco dopo, lo avrebbe travolto, facendolo precipitare in pochi secondi in una drammatica, immensa tragedia, che soltanto il lavoro, l'impegno e la tenacia della sua gente sarebbero riusciti, dopo anni di sacrifici, a cancellare. La mattina del 7 maggio, dopo una notte di angoscia, terrore, lacrime e disperazione,
A chi sorvola il Friuli si presentano queste immagini impressionanti. Interi paesi distrutti, case borgate rase al suolo, vuoti paurosi e cumuli di macerie. Ovunque rovine, morti e feriti, famiglie senza tetto, paura e smarrimento. Il terremoto del 6 maggio ha colpito un territorio di 5.700 km². 137 comuni sono disastrati o danneggiati. I morti sono oltre 1.000, 3.000 i feriti, 75.000 le case danneggiate e 18.000 quelle distrutte. Una catastrofe senza precedenti. Gemona è irriconoscibile, è sfigurata come i suoi morti. Via Dante. Via Prampero. Via San Giovanni. Ecco il castello. Godo. Sant'Antonio. Il nuovo ospedale. La manifattura. Via Trasatis. Il cimitero. Convento di Sant'Antonio. Scuole elementari. Il Duomo con le sue arcate quasi occhiaie aperte e spaventate sulla città distrutta. Chiesa di Piovega. Chiesa di Campolessi. Osoppo col suo contributo di distruzione e di morti.
Bisogna andare più in alto per capire come avanzare, per scoprire altri lembi di terra distrutta. Ma dall'alto, il Friuli sembra voler nascondere le sue ferite per conservare l'immagine di un paesaggio sereno, prima che i paesi venissero spazzati via dal terremoto, prima che il sisma scoperchiasse le fabbriche. Qui, a Maiano, dove adesso sono cumuli di cemento armato, c'era un palazzo di 7 piani, un condominio abbattuto in pochi secondi da un sisma che l'ha fatto franare come un castello di carte. Qui, sotto queste macerie, il terremoto ha seppellito 94 dei suoi morti. Maiano. Dopo Gemona, il più alto numero di vittime, 130 morti. Era uno dei centri più moderni ed industrializzati di questa parte del Friuli e si era avviato ad un confortante benessere. Classificato comune disastrato, ha subito danni e devastazioni gravissime, ulteriormente aumentate e da rivalutare dopo le nuove scosse. Anche molte delle case rimaste in piedi sono risultate così gravemente lesionate da renderne molto pericoloso l'accesso e difficile il recupero delle suppellettili rimaste. Gemona. Era un'antica città medievale, tra le più belle del Friuli. Fin dal 6 maggio era uno dei paesi più gravemente colpiti. Ha avuto 350 morti, danni ingenti agli edifici. Il prezioso centro storico quasi interamente distrutto. Un ambiente incomparabile, perduto per sempre.
valutazione di danni subiti, non ancora completata, data la sua vastità, al momento del secondo terremoto, è stata da questo vanificata ed è nuovamente da rifare. Ma è sufficiente la visione delle devastazioni causate dalle violenti scosse per avere un'idea della gravità estrema e della vastità del disastro. Già col sisma del 6 maggio era crollato il campanile dello splendido Duomo, gravemente danneggiato anch'esso. Ed il recupero del tesoro e delle opere d'arte da parte di uno dei tanti gruppi di volontari che si erano prodigati in quelle prime giornate, affiancandosi ai vigili del fuoco, è emblematico di infinite, analoghe operazioni che avevano avuto luogo in tutte le località colpite, per cercare di salvare almeno parte del grande patrimonio artistico del Friuli, rovinosamente danneggiato già dalla prima scossa. Assieme ai reparti dell'esercito italiano ed ai vigili del fuoco, contingenti di soldati stranieri avevano lavorato senza interruzione, giorno e notte, per estrarre i superstiti dalle macerie, recuperare le vittime, aiutare le popolazioni a salvare il poco rimasto tra le rovine. Per questi primi soccorsi e per il successivo abbattimento e sgombero delle strutture pericolanti, il loro prezioso contributo in uomini e mezzi sarà ricordato per sempre, con riconoscenza, dalle genti friulane. Lesionato irreparabilmente anche il nuovissimo ospedale di Gemona, il cui avvancorpo è stato fatto saltare dai reparti del Genio, data la sua estrema pericolosità. Ingenti i danni al patrimonio delle ferrovie dello Stato. Molte le stazioni ferroviarie distrutte, le linee elettriche abbattute, i binari divelti. A poche settimane dal primo sisma, grazie al rapido intervento dell'amministrazione ferroviaria, quasi tutte le linee di comunicazione erano state ripristinate. I terremoti di settembre hanno reso inutile questa fatica. Frane rovinose hanno nuovamente danneggiato le linee ferroviarie ed il lavoro di sgombero e di riattamento tutto da rifare. Sguardi rimasti fissi nel vuoto, a indicare dove si potrebbe scavare, cercare ancora. Volti disfatti dal pianto. Fra poco affiorerà una donna ancora in vita.
Più avanti, il lavoro si è fermato come ogni volta al cospetto della morte. Le macerie restituiranno il corpo martoriato di un militare. Sono le ultime drammatiche immagini del Friuli. Poi il terremoto non consegnerà più le sue vittime e sarà inutile cercarle, annegate per sempre nelle rovine. Certo, sulle macerie bisognerà ricostruire per riprendere a vivere, ma intanto è già difficile il congedo dalla morte. Nella gente del Friuli c'è solo la testimonianza di una volontà di ripresa, di un impegno a ricostruire senza drammi ciò che è andato distrutto, pur nella consapevolezza di dover ricominciare da capo, dalle povere cose, ora restituite dalle macerie. Bisogna spianare le strade per portare più innanzi i soccorsi e le ruspe sembrano ripetere movimenti di sempre, dalle macerie ai detriti, dalla voragine aperta in una casa a ciò che rimane di essa. Forse col sisma noi avremo imparato a conoscere la gente del Friuli, ma del Friuli c'è qualcosa che è andato perduto per sempre. I monumenti, un patrimonio artistico che non sarà più possibile ricostituire fra le facciate delle chiese romaniche devastate da un sussulto di morte che ha cancellato pagine di storia.
Moggio Udinese, 8 morti. La splendida abbazia danneggiata gravemente. Il chiostro sedinato di macerie. Il municipio in tenda, le case sventrate, gli abitanti senza un tetto. Muta il paesaggio, ma la situazione si ripete uguale per un numero impressionante di paesi. Buia. Pesantemente colpita e tra i 29 comuni disastrati della provincia di Udine, ha pagato un alto tributo di vite umane. I morti sono 42, al terribile flagello che ha mutato per sempre il volto del Friuli. Avvolta nella soffocante polvere di cemento sollevata per giorni dalle demolizioni, subito dopo la prima tremenda scossa appariva fittiziamente animata dal continuo passaggio delle ambulanze e dei camion che trasportavano i detriti. Artegna. La prima e più amara visione è quella del castello distrutto. Era il punto di riferimento del paese e nel quale esso si identificava. Lo ha perduto assieme a 32 morti. Il bilancio della distruzione è pesantissimo. Di un gran numero di case sono rimasti intatti solo gli antichi portali. Ne hanno numerato le pietre. Vogliono ricostruirli. Anche ad Artegna la stazione ferroviaria è scomparsa.
Nei vagoni ferroviari messi a disposizione, i sinistrati avevano cercato nei primi giorni un precario rifugio. Vicino ad Artegna, Magnano in Riviera. Devastata anch'essa, mostra già i vuoti delle molte demolizioni. 38 i morti. Sui tetti lesionati delle poche case rimaste, i vigili del fuoco stendevano teli di plastica contro la pioggia, che si era accanita anch'essa per rendere ancora più difficile la situazione. Come Artegna, anche Magnano ha perduto il suo bel castello, dimora di illustri artisti. Il castello di Prampero si è sbriciolato e della sua grazia rimane oggi soltanto un cumulo di pietre grigie. Montenars è rimasta isolata per giorni a causa delle frane che ostruivano la strada. I primi soccorritori si sono trovati di fronte a un paese quasi completamente distrutto e 32 morti da seppellire. Al posto di una ridente località di mezza montagna c'è ora un cumulo silenzioso di rovine deserte. Tra breve, quando tutte le case devastate saranno abbattute e rimosse, non rimarrà più quasi nulla. Gli abitanti di Montenars, come quelli di tutte le altre località disastrate o danneggiate, sono stati per mesi ricoverati precariamente in varie tendopoli. Delle centinaia allestite in tutta la zona terremotata, ne sono state riprese soltanto alcune, perché pur nella varietà delle collocazioni e delle soluzioni, sono tutte tristemente uguali nello squallore e nei disagi di una vita innaturale e durissima. Tarcento. Non elevato fortunatamente il numero delle vittime, ma molto vasto il numero degli edifici lesionati dal primo sisma ed irrimediabilmente danneggiati dai successivi. Ancora da valutare dopo le ultime scosse quanti ne dovranno venire abbattuti. Nell'antico santuario della Madonna del Giglio, ridotto ad un ammasso di macerie, un gruppo di volontari, scavando con le mani, incurante del pericolo dei crolli, cerca di recuperare gli antichi e preziosi altari lignei. Vicini alla zona dell'epicentro tellurico, Bordano e Braulins, sulla destra del fiume Tagliamento, hanno subito danni molto estesi, come del resto tutti i comuni situati in questa fascia di territorio. A Trasaghi i morti sono stati 21 ed il paese pressoché totalmente distrutto già dalla prima scossa è ridotto ad un impressionante cumulo di rovine dalle quali non era stato possibile recuperare quasi nulla.
Estremamente dolorosa per il Friuli, che lo aveva infinitamente caro, la distruzione del castello di Colloredo di Montalbano, altro luogo di prestigioso valore storico ed artistico, già dimora dello scrittore Ippolito Nievo. Il castello di Colloredo di Montalbano, per moltissimi, era il Friuli, e le sue rovine una visione oggi difficile da sopportare nella loro desolazione. Come un tempo vi si rifletteva il civile splendore di un'epoca, oggi vi si riflette la tragedia ed il dolore che ha colpito questa terra e questo popolo. A Forgaria, uno dei comuni più colpiti di questa zona, sono morte 71 persone e le devastazioni provocate dal sisma così estese da aver praticamente cancellato questa bella località. Reparti stranieri, affluiti subito nei primi giorni, hanno provveduto a sgomberare rovine, a recuperare suppellettili, a demolire edifici pericolanti per rendere transitabili le strade ingombre di detriti. Intanto sono nati altri problemi, tutti collegati all'assistenza più immediata alle popolazioni colpite. Bisogna eliminare il pericolo di epidemie, contagi, malattie. Bisogna mettere ordine persino nella solidarietà. Bisogna assicurare la sopravvivenza per poter garantire la vita e fare in modo che essa possa ridiventare normale. Queste non sono tende di profughi, sono le posizioni avanzate di un fronte a ridosso delle macerie, dove il Friuli ha già ripreso a convivere con i propri drammi. Intanto, nel vasto spazio silenzioso di un cimitero, dove il cordoglio ufficiale si mescola alla pena dei sopravvissuti, una messa celebra i caduti di una guerra che non ha vincitori, ma poveri corpi dove cercare qualcuno da piangere, i brandelli di una famiglia che non c'è più e forse non affiorerà mai dalle pietre.
20 maggio viene approvata la legge per le provvidenze ai comuni del Friuli Venezia Giulia colpiti dal terremoto. La legge stanzia 200 miliardi per gli interventi immediati di ricostruzione edilizia, nonché contributi per un totale di altri 600 miliardi da distribuire anno per anno fino al 1996, quasi al 2000. È il primo concreto passo verso la ricostruzione, ma è anche il primo passo verso una presa di coscienza della realtà del dopo terremoto. Adesso comincia a farsi strada l'idea che la bollita baracca dovrà essere accettata, perché al momento altre soluzioni non sembrano possibili. Ma la soluzione baracca non viene accettata con rassegnazione. La coscienza che soltanto discutendo e decidendo le proprie scelte si possa uscire dalla spirale del fatalismo, la decisione di non farsi imporre nulla senza prima discuterlo, è il motivo di fondo della volontà di ricostruire. Vivete nella vostra tenda, signora? In 7, con un bambino in più di 3 anni. Cioè, come in più? Perché... Sì, il nipotino, insomma, 7 adulti e il bambino piccolo. Cioè, tutta quanta la famiglia, sì, praticamente? Sì, tutti siamo qui, siamo tutti iscritti a qui. Siamo uniti tutti insieme. Di là, diciamo, c'è la tenda, i letti, le camere da letto e qui avete costruito una piccola sala da pranzo. Mio marito, per poterci sollevare un pochino dal freddo e dall'acqua, ha messo giù queste tavole, ha messo questo nylon per poterci un pochino. E i grandi, i figli grandi che età hanno? Dunque, il primo ha 28 anni e lavora, ha già ripreso il lavoro. Dove? Un'officina Volkswagen. Il secondo lavora al cotonificio che va a scavar macerie, che c'ha di là il casco. Anche quello ha 25 anni, lavora, sposato con un bambino. E poi avete altri, cioè una figlia sì. che va ancora a scuola? Magari. Va ancora a scuola, sì, oggi ha saputo che è stata promossa. Dunque, signora, non è certo un bel vivere in questi giorni sotto le tende? Tutt'altro che bel vivere, è un'infelicità qui sotto. E come fate ad andare avanti? Piuttosto che stare all'aperto dobbiamo accontentarci qui, come possiamo, sperando che qualcuno ci aiuti in qualche modo. Senta, e nei primi giorni si diceva baracche no, non vogliamo le baracche, non vogliamo fare la fine del Belice, però di fronte a un tempo come questo, per esempio, bisogna pure accettare un'idea di questo tipo. D'accordo, no? Noi abbiamo paura di non avere la nostra casa, è per quello che non vogliamo le baracche, perché vogliamo avere una casa come l'avevamo prima, o perlomeno simile a quella di prima. Qualcosa di più di una baracca vogliamo. Ma adesso, almeno per il momento ci accontentiamo anche di una baracca, ma sempre con la speranza che possiamo rifare le nostre case. Oggi, proprio oggi, c'è stata una riunione, vi hanno chiesto di scegliere fra le baracche o altre soluzioni, è vero? Sì, è vero, ma lei... Cosa farebbe? Cosa sceglierebbe? Restare qua tutto l'inverno o almeno ripararsi un po' di più? Perché a settembre bisogna partire da qua, bisogna sloggiare, no? Ci hanno detto che ci daranno queste baracche sì, provvisoriamente, no? In maniera che possiamo passare l'inverno. Perché le case, le vere case, ci vogliono anni per dire di poter entrare, non si fa, costruisce, non è come, non so, un giocattolo di fare case. Ci vuole... qui la gente dice dateci i mattoni, dateci il cemento e noi una casa la facciamo anche in 3 mesi. Beh, guardi, no, questo io gli dico infatti no, che non si può fare una casa in 3 mesi. E lei lo può dire in quanto è un tecnico della materia? In quanto posso dire perché è il mio mestiere, infatti sono un tecnico edile. Dunque non è possibile.
no? Ci vogliono 2 anni per fare una casa, infatti, non si costruisce così. Se per esempio ci portano qua, non so, delle prefabbricate, che vengono i tecnici a costruirle, si può anche, non so, in 3-4 mesi. Ma per l'inverno nessuno pensa, sì, che non è possibile. E per rifare Gemona, per esempio, quanto tempo ci vorrà? Per rifare Gemona, io vi dico che ritornate fra 10 anni. Vedrete che Gemona, solo che ci aiutino. Noi faremo la nostra parte, noi ci daremo da fare, non staremo con le mani in mano, però ritorni fra 10 anni. Il Belice, il Vajont, le disfunzioni, gli intralci burocratici. Cattivi esempi e ostacoli reali che la gente del Friuli rifiuta. La vita sotto le tende continua nel ricordo della notte del 6 maggio, quando la vita si è spezzata di colpo. La tenacia dei friulani e la generosità dei soccorritori hanno già compiuto un primo miracolo e la disperazione è qualcosa di sconosciuto in questo immenso cantiere. C'è negli occhi solo una grande preoccupazione. Sotto la pioggia di questi giorni, con il freddo e l'umidità che penetrano nelle ossa di 80.000 persone, i pensieri diventano cupi e le speranze possono appannarsi. E c'è anche la preoccupazione che dopo il primo grande moto di generosità e di interesse, fra qualche giorno o fra qualche settimana, del Friuli non se ne parli più. A Gemona il terremoto ha ucciso 400 persone, lasciato senza casa 10.000 abitanti e chiamato i turisti del Ferragosto. Dice il sindaco: sono venuti a vedere quel che la televisione ha soltanto lasciato immaginare. Nel cuore del paese medievale distrutto, l'unico commercio è quello delle immagini della sventura. 2.500 lire a volume nelle lingue principali. Qui a Venzone i turisti li hanno scacciati. Un guardiano, rimasto a sorvegliare il paese scomparso, lascia entrare soltanto la gente che vi abitava. Quei 2 ragazzi sono venuti qui a passare il Ferragosto. Cercano senza risultato i volumi superstiti di una enciclopedia. Perché 3 mesi dopo? Perché prima erano in Germania a lavorare e ora hanno le ferie. Le 2 donne lì in fondo scavano in silenzio ogni mattina da una settimana. Appartenevano a una delle famiglie più agiate del paese. Tra le rovine della loro casa si distingue ancora qualche stucco garbato. Cercano qualcosa di molto specifico, un oggetto di valore forse, un ricordo. Torniamo a Gemona. Nel piazzale dove sorgevano le scuole, il cardinale di Torino dice messa per l'Assunta. Ai piedi del centro storico, invaso dai turisti, c'è chi passa le feste di mezza estate a rimettere in piedi le mura distrutte. Il signor Domenico vuole riaprire al più presto il suo bar. Il suo dirimpettaio pensa a un tetto per l'inverno, ma le difficoltà sono tante. Adesso dove abita? Adesso in un box di Lamiera. Un box di Lamiera che ho sistemato nel cortile. Pensa di farcele per l'autunno a rimettere a posto il bar? Sì, senz'altro. Per il bar sì, senz'altro. Ma ce la farà da solo a portar via tutte queste macerie? Le macerie io non posso perché dovrei andare a domandare l'intervento di una impresa dove hanno la palla e il camion, no?
e anche per i costi costano moltissimo, costerà 50.000 lire l'ora. Vabbè, ma non c'è nessuno che gliele porta via, scusi, di questi... Qua adesso sono occupati, e anzi mi sono visto a vedere da parte del comune un'ingiunzione di macerie, eccola qua cos'è. Come si fa dopo il terremoto a mandare un'ingiunzione di macerie per sgomberare le macerie? È una roba assurda. No, qui c'è un frainteso, cioè sono d'accordo anch'io e sono, diciamo, per usare un termine locale, arrabbiato anche anch'io con la Regione, in quanto ha avvocato a sé tutto il problema demolizioni da sportoruderi. Noi ci eravamo già mossi per prevenire tutti questi interventi, ma la Regione ci ha bloccato e adesso spero nel giro di una settimana che arrivino queste imprese a cui sono stati appaltati i lavori e che demoliscano e portino via quello che è da portare via, perché per ricostruire bisogna anche pulire. Quindi dovrebbe cominciare l'opera sia di asportazione dei rifiuti sia di demolizione. Esatto, esatto. Noi abbiamo già preparato i settori di intervento anche a seguito del lavoro delle commissioni di rilevamento, dove ci dicono dove è da demolire e dove è da recuperare. Quindi noi vogliamo partire subito, se no perdiamo inutilmente del tempo prezioso. Gli stanziamenti e gli aiuti da ogni parte sono massicci, il loro coordinamento spesso non è felice. Questi tecnici del Ministero dei Beni Culturali austriaco, accompagnati da un funzionario dell'UNESCO, compiono rilievi su quel che resta dello splendido Duomo duecentesco di Gemona, ma lamentano carenze di contatti con le nostre autorità. Agosto, ironizza uno, a Roma si fa sentire. Qui in compenso le vacanze d'agosto non esistono nemmeno in fabbriche. Lavorano tutti a pieno ritmo, da mattina a sera, anche il sabato, per guadagnare i traguardi produttivi. In tutte le zone terremotate non c'è un solo disoccupato. Questo era tutto coperto? Sì, erano 30.000 metri quadri di coperto. Adesso quanto c'è di coperto, quanto è rimasto? Praticamente niente, perché quanto è rimasto dovrà essere anche finito di demolire. Quando avevate previsto le ferie? Dalla fine di luglio a metà agosto. E invece Ferragosto si lavora? Sì, si stiamo lavorando. Come vi siete organizzati? Su 2 turni lavoriamo dalle 6 del mattino alle 2 del pomeriggio, dalle 2 alle 10 di sera. Gli operai hanno protestato, no? No, per niente, abbiamo concordato tutto questo con i sindacati. Quindi si lavora per tutta l'estate a doppi turni? Sì, e lavoreremo anche il prossimo inverno e fino a quando non avremo rifatto il nuovo stabilimento. I bambini di Osoppo passano la loro estate tra i fiori della tendopoli, che è tra le meglio organizzate della zona. Le aiole sono state costruite con travi delle case crollate. I fiori sono un simbolo di fiducia. Il paese è sereno nel suo estremo disagio. Ognuno ha scelto la sua tenda accanto a quella della famiglia che gli era vicina di casa. C'è l'ufficio informazioni, la cassetta delle lettere, il tabaccaio, la farmacia, il pronto soccorso, il negozio di alimentari con i cocomeri del Ferragosto, il bar e la cantina affollati nel pomeriggio festivo. C'è chi si incarica ogni giorno, prima della messa, di portare fiori freschi in chiesa. Questo è il Monte San Simeone, epicentro del disastroso terremoto che il 6 maggio 1976 alle ore 21:05 ha colpito il Friuli. 55 interminabili secondi che hanno sconvolto tutto il sistema di vita di una popolazione laboriosa con tradizioni di antica civiltà e gravemente compromesso il tessuto economico e sociale in cui affondava le sue radici, lasciando dietro a sé un desolato panorama di rovine. Da allora il sisma
sempre con questo epicentro o altri molto vicini, ha fatto registrare centinaia di scosse di varie entità. L'11 del 15 settembre, infine, 3 altri terribili sommovimenti hanno definitivamente abbattuto ciò che ancora era in piedi e distrutto in pochi secondi tutto quello che in 4 mesi era stato faticosamente riattato. Al 6 maggio i sopravvissuti rimasero vicini ai loro paesi distrutti, alle loro case scomparse, sopportando per mesi la dura vita delle tendopoli, con la disperata volontà di cominciare subito la ricostruzione. Ci sono voluti 2 tremendi scrolloni di settembre per far mollare ai friulani la presa rabbiosa con la quale si tenevano aggrappati alle rovine della loro terra e farli accettare di trasferirsi nelle località turistiche della costa. Annullata in pochi secondi la fatica di mesi per la riparazione delle molte case ancora abitabili, stremati dalle sofferenze di una vita impietosa nelle tende, con l'inverno vicino e soprattutto l'antica, tremenda paura del terremoto di nuovo riapparsa, hanno ceduto e preso la via di un esilio che, se anche temporaneo, non per questo è per loro meno doloroso. Ora avranno un tetto ed un po' meno paura, ma i problemi che si sono portati dietro sono enormi. Ci sono i campi del bestiame nelle terre abbandonate ai quali occorre provvedere, il lavoro nelle fabbriche che deve proseguire, le famiglie e le comunità smembrate da ricostituire. Lignano Sabbiadoro, 5.000 abitanti d'inverno, 150.000 d'estate. A metà settembre la sua colossale struttura alberghiera resse senza difficoltà all'urto di 20.000 profughi. Da alcune settimane 19.000 persone sono state trasferite in appartamenti per turisti. Qui non c'è stato bisogno di requisirne nessuno. A Grado, dove sono ospitati 6.500 profughi, la resistenza è stata forte. Il commissario straordinario Zamberletti ha dovuto requisire quasi tutti i 1.651 appartamenti necessari. Esattamente la metà dei 3.300 appartamenti requisiti nelle 6 località marine o climatiche delle Venezie, sugli 8.400 occupati. Ogni appartamento ospita in media 3 o 4 persone, per un totale di 31.000. Altre 1.000 abitano in albergo o in case di riposo. Sono coppie di anziani e persone sole in età avanzata. Chi ne ha bisogno è assistito da infermiere e assistenti sociali. Nessuno si lamenta, nessuno protesta. Ma il peso dei ricordi accompagna ogni gesto della giornata. Nonno, quanti anni ha? 89. Di dov'è? Da Gemona. Ha perso la casa? Ho perso la casa. Sente nostalgia di Gemona? Avevi lasciato. Ormai è andata. Non ci vuole tornare più a Gemona? Ah, se posso andrei volentieri, perché dove si è nati piace sempre, no? Spera di tornarci presto? No, non torno, sicuro. Troppo carico. Carico di anni? Sì. Lontano di Gemona si vive con la nostra nostalgia del paese che abbiamo lasciato, dei ricordi, dei morti, delle persone care che abbiamo perduto. I rimpiango piuttosto i miei morti, 5 morti sotto le macerie.
tutti i miei feriti. Sa? Io rimpiango tanto il Friuli. Gemona specialmente ho vissuto tutta la mia vita. Mi rincresce allontanarmi. Anche là ho lasciato tutti i miei cari, no? E sono rimasta sola. Io mi dispiace immensamente di lasciare Gemona. Sul serio, piango tutti i giorni. Nei piani terreni degli stabili di Lignano, boutique d'articoli marini e negozi per turisti hanno ceduto il posto alle delegazioni dei comuni terremotati e a scuole elementari. L'apertura dell'anno scolastico è stata abbastanza regolare se si pensa che la fuga verso le spiagge è avvenuta a metà settembre. Ma le sistemazioni sono naturalmente precarie. Alunni e insegnanti si sono talvolta dispersi. Non è stato facile ricomporre le classi secondo gli schemi e le attribuzioni precedenti. Non sempre bambini e ragazzi vivono accanto ai loro genitori. 1000 morti hanno lasciato il segno in centinaia di famiglie, ma per la maggior parte di questi ragazzi costretti a trasformare il quieto arenile invernale di Lignano in campo di giochi, il problema era di trovare ospitalità lontano da famiglie che per ragioni diverse hanno preferito restare nei comuni sinistrati. Anche in questo caso l'attrezzatura delle colonie marine e delle opere pie ha consentito di far fronte a un problema assai grave. I bambini si scatenano con gioia dovunque, ma dopo aver filmato l'allegro girotondo nelle retrovie, si nota un clima diverso, più innaturale, più oppresso negli ingenui divertimenti di prima linea. Siamo ad Osoppo, nella Tendopoli. 18.000 persone vivono ancora negli accampamenti disseminati nei 300 km quadrati del Friuli distrutto. Non hanno voluto andare a Lignano e a Grado per non allontanarsi dal posto di lavoro, dalle macerie, dal campo di patate. Sono rimasti qui soprattutto perché sperano di avere la baracca prima degli altri e aspettano. Qui si vive in silenzio. Siamo venuti al tramonto. Non c'era più il clima reattivo e fiducioso dell'estate. La scossa di settembre, i ritardi nella consegna dei prefabbricati hanno demolito ogni risorsa psicologica. Eppure nessuno se ne va. Il freddo si fa insopportabile. L'acqua dei lavatoi è gelida. Non è facile far la maglia sulla soglia della tenda come accadeva nelle sere di primavera sull'uscio di casa. Soltanto da un paio di settimane si può accendere la stufetta senza che salti la corrente. Prima la potenza era insufficiente, 80 kWh per 60 tende abitate. Nessuno se ne preoccupava. C'è posto a Lignano, a Grado, dicono le autorità. Noi le stufe dobbiamo mandarle lì. Ma gli attendati non si muovono. Comprano le stufe con i loro soldi e aspettano i prefabbricati. I primi, qui a Osoppo, sono ormai quasi pronti. Quando scende la sera, l'inquietudine entra nelle tende insieme con il freddo. Si aspetta la scossa, la 350esima. Sindaco, benvenuti. Se siamo arrivati ai primi di novembre e le baracche purtroppo ancora non vengono consegnate, non è perché anche voi avete fatto un peccatuccio di presunzione dicendo subito dopo la scossa del 6 maggio che mai avreste voluto le baracche? Sì, parzialmente è vero quanto lei dice, però le esperienze di passate catastrofi, specialmente del Belice, ci avevano fatto inquadrare il problema in una ben altra ottica di intervento per le abitazioni, per il ricovero della popolazione. Logicamente, dati i tempi brevi e il freddo che si avvicinava, abbiamo dovuto ripiegare subito su un alloggio che sia migliore della tenda. Insomma, d'altra parte come si poteva pensare che in 6 mesi si ricostruisse Gemona o Osoppo, Buia? Cioè, voi non eravate posto il problema dell'inverno. Era pensabile ad una ricostruzione prima dell'inverno?
Sì, è pensabile parzialmente, diciamo, perché l'indice di distruzione per Gemona è stato grande, specialmente per il centro storico. Però avevamo ripreso subito fiducia, eravamo ritornati vicino alle nostre case, alle nostre abitazioni, chi aveva avuto la fortuna di averla in piedi aveva cominciato a ripararla. E il problema, diciamo, si era ridotto come numero di intervento di abitazioni provvisorie. Purtroppo gli eventi sismici successivi ci hanno buttati nella totalità, anche nella disperazione in alcuni casi, e adesso la stiamo in parte superando, con l'esigenza di abitazioni per tutta la popolazione. Io ho letto anche sui giornali, quantunque abbia pochissimo tempo di leggere, e mi meraviglio che qualcuno scriva che noi non vogliamo le baracche. E sia chiaro questo intendimento, non è che noi vogliamo permanentemente vivere in baracche, ci mancherebbe altro, ma noi le baracche o questa tendopoli di roulotte, se ci verrà data come noi chiediamo, la vogliamo per sopravvivere durante questo inverno e probabilmente il prossimo, perché è impensabile fare la ricostruzione di un paese, perché qui bisogna ricostruire tutto dall'A alla Z, vero? È impensabile che nel giro di qualche mese si riesca. Carlo Treu, sindaco di Moggio, diceva queste cose il 7 maggio. Fu uno dei pochi a tenere i piedi piantati in terra. La convinzione di doversi piegare alle baracche gli ha procurato molti avversari e alcuni mesi di amministrazione difficili. Ma all'inizio dell'autunno Moggio era l'unico paese ad essere stato ricostruito in prefabbricato. Signora, da quanto tempo abita in questa casa? Da un mese. Prima dove ha abitato? In un box, sarebbero quei garage in lamiera, si dice box. In quante persone? In 4. Quant'era grande il box? 6 metri di lunghezza e 3 di larghezza. Si stava abbastanza bene. Che cosa ha rappresentato per lei avere una casa adesso? Adesso, a me mi pare di essere in paradiso qui. Perché? Perché prima di tutto la sicurezza, anche se viene il terremoto non abbiamo paura, sa, perché sappiamo che non cade niente addosso. E poi il comfort delle comodità, è già tanto avere una casa, ora che viene il freddo anche. Ma lei la sua casa vuole ricostruirsela? In avvenire sì, forse io sono un po' anziana, non arriverò, non vecchia, anziana, ma i miei figli hanno tutta l'intenzione di rifarla, perché abbiamo per fortuna un pezzetto di terreno e la facciamo lì dove è caduta proprio la proprio casa. dove è caduta? Sì, dobbiamo ricostruirla lì. Lei sa che dovrà passare parecchi anni in questa casa qui? Sì, cosa vuole? Io, mio marito, anche i miei figli accettiamo con pazienza e con la speranza che un giorno di tornare a vedere le nostre case su, sa, ma ci vuole pazienza, non si può pretendere miracoli. Lei ha dei figli che lavorano all'estero, signora? Sì, 2, uno ora si trova a Bengasi e l'altro è in Germania. Non le hanno detto se voleva andare da loro? Sì, mi hanno invitata, ma io non mi muovo del mio paese, perché io devo rimanere qui dove sono nata. Abbiamo i nostri ricordi, abbiamo i nostri morti e poi le nostre amicizie, le nostre montagne, che per noi vedere le montagne è tutto, sa? Anche se dalle montagne è venuto il terremoto? Non importa, sono fenomeni naturali che bisogna accettarli, anche quando viene il temporale. Anche quello bisogna accettarlo, anche se allaga i terreni oppure dove si abita. Sa, sono cose naturali. Lei ritorna di tanto in tanto a vedere la sua vecchia casa? Oh, sempre! Ogni giorno vado su, perché c'ho un po' di verdura ancora, l'uva, poi 2 galline e il gatto anche che mi aspetta ogni giorno, che ci porta da mangiare e poi retto, perché lui non si allontana di casa. Appena arrivo su io lo chiamo, lui viene, sa.
volta lei disse attenti a come spendiamo i quattrini perché la gente ha pagato l'una tantum. Certo. Ecco, l'italiano che ha pagato l'una tantum, l'uomo della strada, si chiede però come mai siamo ancora ai primi di novembre, se non si sia cominciato troppo tardi a mettere in piedi questi benedetti prefabbricati. Beh, le dirò, io sono stato nominato per la seconda volta commissario del governo alla prima metà di settembre, intorno al 15 di settembre, e siamo stati colti dalla grande scossa di terremoto che ha riportato la situazione distruggendo gran parte di tutto il lavoro che era stato fatto. E ci siamo trovati sulle spalle anche altri 400.000 metri quadri di prefabbricati necessari, perché gente che aveva faticosamente quest'estate riparato la casa, gente che aveva ritrovato una sistemazione nelle case rabberciate, è stata ributtata sulla strada, e gente che non aveva avuto neppure la casa danneggiata o aveva avuto la casa lievemente danneggiata si è trovata con la casa distrutta. E quindi si sono aggiunti i 360.000 metri quadri che si dovevano fare, altri 400.000 metri quadri di prefabbricato. Ecco perché il 15 settembre ha rappresentato l'inizio di una nuova fase, cioè col 15 settembre il nuovo terremoto ha riportato tutti i problemi alla data del 6 maggio. Ecco, i sigri vas! Siamo arrivati, grida in dialetto l'uomo sul tetto. È il rituale della frasca. Il ramo di un albero viene issato sulla casa nuova per festeggiarne la copertura. È la prima casa costruita a Gemona dopo il terremoto ed è una casa abusiva, perché i permessi sono bloccati in attesa di un nuovo piano regolatore. Il proprietario ha subito una contravvenzione, ma non se ne preoccupa. La casa è grande e solida, è stata tirata su in poco tempo con pannelli precompressi. Ha ballato appena sul terremoto di settembre. Che allegria! Speriamo tutto in bene. Sì che? Solo te. Salve. Anche per me. Sì, salve. C'è un pino a Gemona in mezzo alle macerie del centro storico. Lo hanno addobbato a lamelio con lampadine colorate, per significare che è Natale anche qui, in questo posto di travi e sassi. I bambini di Gemona hanno ricevuto in dono giocattoli inviati da ragazzi di tutta Italia. Babbo Natale di Gemona, voi avete dato i regali ai bambini oggi. È un Natale un po' particolare però questo. È un po' particolare, un po' diciamo forse triste nei ricordi, però noi abbiamo cercato in tutti i modi con la Proloco, con il comune e soprattutto con l'aiuto di tutti i bambini e tutta la gente d'Italia che ci hanno mandato i doni. Vengono dalla Sicilia, alla Sardegna, alla Piemonte, hanno mandato i doni di questi giocattoli, hanno mandato proprio i bambini di tutta Italia. Avete cercato che sia un Natale più possibile, uguale a quello del passato? Sì, tutto uguale a quello del passato. Infatti i bambini sono allegri oggi, poi sa com'è, loro sentono il bisogno di vivere, ecco. Tu dove abiti? Abiti in una baracca? No, in casa vado a dormire in un vagone ferroviario. C'è freddo lì? No, abbiamo una stufa elettrica. Cosa hai fatto lo scorso anno? Sì, stava più bene, c'erano i familiari, sì, c'erano anche persone che si conosceva bene, mentre adesso molte sono morte, sì, non è più uguale. Andavate anche su in centro, in paese? Sì, si andava, a messa di mezzanotte, sino alla nostra chiesa. Quest'anno non è possibile perché è caduta. Ma lassù ci sono solo macerie, diciamo. Voi ci andate ogni tanto in centro a Gemona? Sì, ci andiamo, ma non è piacere vedere. Signora, lei abita in un container? In un container, sì. Ma, abitiamo in 5 e di conseguenza stiamo come stiamo. Grazie a Dio che abbiamo almeno quello, perché nelle case è impossibile stare. È assolutamente impossibile perché tutti i giorni o poco o tanto scossa continuamente. È un brutto Natale, signora. Peggio di così cosa vuole? Il Natale richiama l'idea della casa, del focolare, del fogolar, come lo chiamano i friulani. In tanti, 80.000, la casa non ce l'hanno più. Vagoni ferroviari, roulotte e tende, prefabbricati, quelli che la regione ha fatto in tempo ad allestire e che sono una casa provvisoria, ma pur sempre casa. Qui a Gemona hanno tirato su anche l'albero di Natale in una giornata di freddo e sole. Ma c'è ancora
chi non ha vagone ferroviario, roulotte, prefabbricato. Questa è la tendopoli di Tarcento, in mezzo al campo sportivo. Vi abitano 85 persone. È Natale anche qui, a Tarcento. Il Duomo di Gemona è sventrato. Vigili del fuoco e operai di una ditta specializzata chiudono con muri di cemento le arcate gotiche per sventare le conseguenze di nuove scosse. Il restauro di questo gioiello del 200 costerà miliardi e avverrà in tempi migliori. Il corso è chiuso per evitare la passeggiata dei turisti sotto i palazzi puntellati. Il centro storico di Gemona risorgerà qui dove il terremoto l'ha abbattuto. Gli studi geologici lo consentono. Occorrerà naturalmente cambiare tecnica edilizia. Le facciate resteranno intatte, muterà per intero il corpo delle case. Ma occorre far presto. Occorre che i primi miliardi destinati alla ricostruzione arrivino subito. Le infiltrazioni d'acqua, dice un tecnico, tra qualche mese potrebbero far crollare tutto. Al di là del corso, anche l'antico municipio resterà al suo posto. Lo stanno smontando pietra su pietra. Nessuno invece si avvicina ancora al castello, di cui sopravvive un dente pericolante e minaccioso. Ma prima o poi anch'esso sarà riparato, insieme al Duomo, al municipio, alle belle case del corso. I soli simboli di Gemona destinati a sopravvivere. Il resto cambierà. Le strade diventeranno larghe. Le case saranno più basse e lontane dalle 146 frane che incombono sull'intero comune. Ma quanto tempo ci vorrà? È passato l'inverno più difficile e più temuto. Le tendopoli non esistono più da 6 mesi. È finito l'incubo della grande emigrazione costiera. Le 40.000 persone fuggite sul mare di Lignano e di Grado dopo le scosse di settembre, le 20.000 rifugiati altrove, sono rientrate tutte. Soltanto 500 persone, quasi tutti anziani, hanno preferito fermarsi sulla costa. Il commissario di governo e la regione hanno costruito in 6 mesi 22.000 alloggi prefabbricati. Assai più di una città perché ognuno ha riavuto la sua casa provvisoria dove aveva perso quella in mattoni. Il sisma ha semidistrutto 84 comuni sparsi su 3.300 km². I vigili del fuoco, precipitati qualche settimana fa con l'elicottero, andavano a costruire in montagna un villaggio di 7 case. Per i terremotati è di enorme conforto psicologico non allontanarsi dal paese distrutto. Quest'uomo lavora la sua terra accanto a quel che gli resta della vecchia casa. E nei villaggi prefabbricati si è ricostruita facilmente la comunità di un tempo. I ragazzi col motorino, i cani sulla soglia di casa, i panni al sole. A novembre la signora Elisabetta era uno dei rifugiati di Lignano. La sua malinconica passeggiata invernale sul lungomare ci commosse. La signora Elisabetta è morta 2 mesi più tardi, senza rivedere il suo paese. Oggi compie 1 anno Michele. È nato la mattina del 6 maggio. Ha trascorso la sua prima notte di vita tra il fumo e le macerie dell'ospedale di Gemona. Si salvò per miracolo. I suoi compleanni sono quelli del terremoto.
L'emergenza dunque è finita, onorevole, e si aprono delle preoccupazioni nuove. La gente ha paura che d'ora in poi l'aiuto che riceverà non sarà così rapido e così efficiente come in fondo è stato finora. Ecco, che cosa può dirci del dopo? Adesso lei tornerà a Roma, come seguirà anche da Roma il terremoto e i terremotati? Beh, devo dire che chi ha fatto un'esperienza come questa, non soltanto come commissario del governo, ma credo che tutti quelli che hanno operato in questi mesi nel Friuli hanno fatto un'esperienza che fa la prima e la seconda emergenza, coperto un arco di tempo che non è grandissimo, però è un'esperienza che pesa sulla vita di un uomo come se fosse un'esperienza di decenni. Quindi nessuno può andare via da qui, non solo il commissario del governo, ma tutti coloro, i tecnici, coloro che hanno operato in questa emergenza senza sentirsi profondamente legato al Friuli e ai problemi della sua ricostruzione. Quindi lei ha ragione quando dice che io continuerò a pensare al Friuli, perché sarebbe impossibile non farlo. Mi legano a questa terra momenti ed emozioni terribili e angosciose, ma anche momenti di speranza e di fiducia. Ecco il futuro del Friuli. Devo dire che io sono convinto che, conoscendo bene ormai i friulani, perché appunto li ho conosciuti come se fossi stato con loro per tanti anni, non per pochi mesi, conoscendo bene i friulani so che hanno l'energia morale per potercela fare. Certo, occorre il grande aiuto del paese, il grande aiuto della nazione, e questo sarà concretato con la legge per la ricostruzione. I friulani sanno benissimo che la ricostruzione è cosa loro, cioè è una cosa che riguarda le loro autonomie locali, i comuni, le comunità montane e la regione Friuli Venezia Giulia. Quindi è il frutto della loro gestione, ma della gestione dei mezzi e dell'aiuto che la solidarietà nazionale, che il Paese deve mettere a loro disposizione, perché non hanno certo le energie per potersela fare da soli. Onori ai caduti del sisma. Presentati.
Tu capiti male, zio. Voi vengono testi che da ora fa. No, non sei venuto a fare piedi di tinta. E sei venuto non a salutati. Quello sto entrando un momento. No, non lo corro. Forse era rimasto tardi per venire a disturbare. Allora mi sono fermato a dormire in l'osteria di Treppe. Ti hanno conosciuto? Sì, mi pare di sì, a Montagnà. Tu puoi scrodi? Cadi due dici il savarado del paese. Forse, all'era migliore se non tu tornavi sve. Perché non ti sei chiatato un lavoro là io? Io hai provato, ma un ergastolano è difficile che lo chiappi in lavoro. E sperso di chiatarlo chi allora? Ed un vier. Ma in fondo chi era in miei paesi. E così ho deciso le chiamere. Io le chiamere le vares, ma perché stanno poi sfitause. Amico vente amico. Conosceso manco qualche dunque al fitione. In paese, qualche don sicuramente al fitte. Bisogna cirire e domandare. Prima o dopo si chiate. Grazie stesso.